Sabato 6 gennaio, con il Gran Premio della Vittoria, trofeo Carlo Mantellini, l'Ippodromo di Bologna ha inaugurato la stagione delle corse classiche. La storica sfida sulla lunga distanza, riservata ai cavalli di 5 anni e oltre, ha visto il successo di Boccadamo, guidato dal driver aversano Roberto Vecchione. Sentiamo l'intervista realizzata da Stefano Zanirato. Il cavallo è un cavallo specialista in queste maratone, in queste corse qui. Infatti corre bene in Francia e corre bene in Italia su queste lunghe distanze. Oggi una volta ho preso la testa, temevo un po' vernissage, però il cavallo ha risposto molto bene. Hai fatto 19 il primo chilometro, poi ovviamente lui un miglio veloce e poi soprattutto avendo fatto un giro di riscaldamento proprio gli viene naturale. Sì, è perfetto per lui, anche perché con la pista un po' pesante oggi ho preferito fare tutto con calma. Ma è un cavallo in grande forma, in questo tipo di corse è il massimo. Sentiamo anche il commento del presidente di Ippogroup Cesenate, Umberto Antoniacci, al termine della premiazione. La corsa è stata bellissima, ha vinto un campione, ha vinto un guidatore importante, ha vinto un allenatore importante. La tradizione c'è, le corse ci sono, il pubblico è venuto. Diverse sono state anche le iniziative che hanno fatto da cornice allo spettacolo sportivo e, come da tradizione, nonostante il maltempo, la Befana è arrivata a cavallo e ha donato le calze ai bambini presenti. Ce ne parla il vicepresidente di Ippogroup Cesenate, Michele Canali. C'erano i trampolieri, ci sono stati fatti i giochi di prestigio, è stato fatto tutto quello che avevamo in programma di fare al chiuso. È evidente che le attività esterne, quindi quelle forse più accattivanti come il battesimo della sella, quindi la possibilità per i bimbi di andare sul pony, e il trenino, che è quello che ti porta in scuderia e spesso si ferma quando c'è un cavallo che passeggia e prende fiato, e l'allenatore o il groom lo porta vicino per essere accarezzato e tutto. Però devo dire che nonostante tutto bisogna essere ottimisti, perché anche a livello tecnico è venuta una bellissima giornata e è evidente che se ci fosse stato il sole il pubblico sarebbe stato molto più numeroso, però alla fine siamo contenti così. Michele Canali ci parla anche del Gran Premio della Vittoria, che da quest'anno è stato abbinato al trofeo Carlo Mantellini. È la prima edizione del trofeo Carlo Mantellini. Carlo Mantellini è stato per tanti anni consigliere, vicepresidente e poi presidente di Ippogroup Cesenate. Era un personaggio molto vivo, sempre ottimista, e in compagnia sua si stava molto bene. Ricordo i viaggi che facevamo, siccome nel Consiglio di Bologna eravamo solo io e Carlo, partivamo insieme per andare a Cesena. Ho dei racconti meravigliosi che non posso farli qui per questioni di tempo, ma che mi hanno divertito tanto. Una persona, un imprenditore capace, intelligente e che sicuramente ci manca molto. Durante la giornata è intervenuto anche il consigliere comunale Claudio Mazzanti. Tradizione rispettata, tra l'altro è noto che la collaborazione fra l'amministrazione comunale e la Cesenate Trotto e l'Ippodromo dell'Arcoveggio nasce nella notte dei tempi, e quindi noi tutte le volte che ci sono eventi importanti ci siamo e siamo presenti, anche perché non va mai dimenticato che l'ippodromo, anche quando non corre, è frequentato dai cittadini del quartiere, quindi c'è questo rapporto che ha portato tantissime attività, sia dentro sia la ricaduta anche all'esterno che l'ippodromo ha, e quindi l'amministrazione come sempre presente. Anche quest'anno le iniziative dell'Epifania sono state organizzate in collaborazione con la Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Sì, è una Befana per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris, questa struttura pubblica dell'azienda Auto di Bologna dove gli amici di Luca operano. È un momento importante perché sono 26 anni di un'attività
che è entrata nel cuore della città. Siamo molto contenti di essere ancora qui all'ippodromo Marcoviggio, che da sempre è vicino a questa Befana, e diciamo che tutte le iniziative che abbiamo svolto in questi giorni, a Piazza Maggiore, al centro commerciale Via Larga e al Duse, tendono appunto a raccogliere fondi, perché noi facciamo un'attività molto importante sia in questa struttura di riabilitazione e ricerca che accoglie persone con esiti di coma in una fase post-acuta, ma anche quando tornano al domicilio, dove c'è la sfida più importante, riuscire a trovare un nuovo stile di vita, una nuova collocazione pur con delle disabilità più o meno gravi, riuscire ad accompagnare le famiglie anche in un percorso difficile e proprio attraverso anche lo sport riuscire a portare le persone ad un grado di miglioramento del proprio stile di vita. Quindi è molto importante che un evento così giocoso e culturale entri nel cuore della gente per far capire che esistono persone con fragilità che vanno aiutate. Il pomeriggio si è concluso con la corsa a Tris vinta da Dioniso con Maurizio Chegli alle redini. Ho parlato con Enrico stamattina, ha detto guarda, se lo fai trottare è pronto per poter vincere, per cui sai, quando una persona come Enrico Bellei ti dice questo ci credi pienamente. L'ho guidato come mi ha detto lui, con fiducia, anzi lo ringrazio per avermi ingaggiato in questa giornata splendida e l'ha dimostrato che aveva ragione lui. Lui non è sempre un cavallo facile, oggi nonostante la pista infida è stato un bambolotto. Ma guarda, mi ha messo in difficoltà 2 volte, agli ultimi 7 e un po' all'ultima curva, però dai, mi ha aiutato anche lui dopo, dai. Per quanto riguarda il primo grande evento dell'anno è tutto, l'ippodromo di Bologna sarà in scena fino al 13 gennaio, poi una breve pausa in vista della riapertura dell'8 febbraio.